Mio figlio è stato vittima del razzismo che c'era, specialmente nella sua classe. Che cosa gli dicevano? E continuamente lo beffeggiavano, cantavano canzoni contro i napoletani e poi insomma cioè, c'erano dei problemi proprio, avevano paura di lui perché pensavano che magari il papà fosse un camorrista, un delinquente. Cioè, se lui diceva, quando veniva a casa, diceva: Mamma, hanno paura di me perché sono napoletano. Anche che puzzava? Sì, anche che puzzava, sì, sì. No, ma poi cantavano una canzone: Senti che puzza, scappano i cani, sei napoletano. Quali sono le parole che usavano gli altri bambini? Beh, in genere dicevano continuamente che allontanati da me, non ti avvicinare, oppure si pulivano la penna, poi Si cantavano. volevano la penna se l'aveva usata lui? A Sì, sì, sul braccio si pulivano la penna. un certo punto lei ha incontrato una maestra, Sì. un'insegnante, e le ha detto: guardi, gli altri bambini prendono in giro mio figlio, gli dicono che puzza. Che cosa le ha risposto questa insegnante? No, non è lui che puzza, è la nera che puzza.